Un nome, quello di Antonella Trevisan, e un colore, il fucsia, nella stessa tonalità scelta dal movimento del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro. Il centrodestra ritrova l'unità a Mira e anzi lascia aperta la porta a chi vorrà condividere la filosofia della campagna elettorale per la conquista del municipio della Riviera del Brenta. La candidata sindaco stamani ha inaugurato il punto comune al 244 di Via Nazionale, luogo di ascolto per tutti i cittadini a cui in questi giorni sono state consegnate le cartoline su cui si chiede di indicare problemi e priorità per Mira. La mia sarà una campagna elettorale con diciamo, dei temi già ben precisi. Verrà scritta assieme alle problematiche dei singoli cittadini. Ovviamente condivideremo il tutto parlando, suonando porta a porta, cosa che ho già fatto, con i vari cittadini. Sicurezza, lavoro, turismo, le parole d'ordine dell'impegno di Antonella Trevisan per la sua città. 42 anni, manager di lungo corso nel settore delle risorse umane, ama Mira che vuole torni ad avere un ruolo centrale nella città metropolitana. In quest'ultimo periodo l'ho vista isolarsi totalmente, ci ha isolato da tutto il resto della città metropolitana, da tutti i comuni. Quindi ho deciso che forse era il caso di alzare la testa, non tenerla più sotto la sabbia e di mettermi io in prima persona a cercare di risvegliarla. Da 1 a 10 quant'è il livello della sua emozione? 11 in questo momento.